Si va a preparare la salsa. Allora, cosa abbiamo fatto? Tritato sedano, carote e cipolle, soffritte qua nel tegame con un goccino di olio e una foglia di alloro. Una è sufficiente. Nel soffritto a me piace anche mettere sempre un po' di sale e un po' di pepe, perché insaporendo molto il soffritto anche voi avrete il risultato di un sapore diverso rispetto a salare e a pepare dopo, perché viene assorbito diversamente e molto meglio. Abbiamo messo poi le costine di maiale intere, queste sono ancora intere perché dobbiamo poi spolparle, prenderemo una a una e farò un trito a coltello molto veloce perché è un ragù molto rustico questo, è tagliato proprio dopo che la costina è già cotta. Insieme alle costine poi ho messo il vino rosso che era un bel Merlot. Ah, il Merlot? Sì. Non Cabernet? No, ho messo il Merlot perché era bello tosto. potente. Sì, perché ne mettiamo un bicchiere, però insomma che si senta. Ma certo. Lo lasciamo sfumare e poi si mette un po' di concentrato il pomodoro e un goccino, ho messo anche di brodo, che così almeno, perché l'acqua non mi piaceva. Non sa di niente Sa l'acqua. di niente l'acqua. Per forza. Allora, questa è la pasta delle pappardelle con dentro anche il parmigiano. Quindi il parmigiano però scegliete quello un po' più stagionato e che sia tritato fine, se no poi vi fa fare i grumi nella pasta e fate fatica poi a stenderla. Ecco qua. Quindi andiamo a stendere l'impasto. Ecco qua. Ok, allora vedi che il formaggio qua si vede perché c'era qualche pezzettino è rimasto, ma poco importa. Rimane molto più saporita questa. Ecco, tu hai messo il parmigiano, c'è una ragione oppure possiamo mettere anche un montasio molto stagionato? Puoi mettere anche il montasio molto stagionato. Sempre grattugiato molto fine. Molto fine, addirittura. Quindi deve essere almeno 24 mesi. Sì, insomma. e poi magari passalo al setaccio. Ah, addirittura? Sì, perché sennò poi succede come qua che c'è qualche pezzettino e poi quei pezzettini qua possono farti rompere la sfoglia. Ecco qua. Allora, intanto per finire il discorso del ragù, va cotto ad agio così. Dunque, io l'ho messo su che era alle 9:30, adesso che ore sono? Le 11:30 più o meno? Deve bollire ancora ancora un'oretta. Ah, quindi a lungo? Sì. No, ma anche perché insomma le spuntatine lì, o come le chiami tu, la costa si cuoce anche più rapidamente, di 2 ore, di 3 ore, quanti sono? Lo so Rizzi, però siccome cedono liquido, quel liquido lì si deve poi asciugare. Va bene. Allora, sa che cominciamo a fare delle briscole qua che è meglio. Avete visto che la pasta si deve stendere, si deve stirare, Avete visto la sua mano come accompagna il mattarello? Non stanno mai al centro le mani. Perché questo lavoro qua è quello che vi permette di ottenere la sfoglia bella sottile. Questo è il risultato che dovete ottenere. Quindi una bella pasta elastica. Bella, sì. Dai che oggi tocca a voi fare la sfoglia. Non ci resta che spolpare tutte le spuntature, quindi prendere le costine e poi dobbiamo tagliare anche le pappardelle, Rizzi. Prendiamo queste costine qua, col coltello, quindi queste io una volta avete visto che sono cotte, un attimo che venga via la carne dall'osso, ecco qua, si fa proprio in un secondo. Questa la facciamo a coltello, quindi andiamo a tagliarla a coltello. Allora, io avete visto, ho tritato tutte le costine, le ho rimesse nella salsa. Ecco, a casa per fare le pappardelle, vi faccio vedere, dai, 2 pappardelle, poi dopo dai. Piegate la pasta a metà così, ovviamente con un po' di farina sempre nel mezzo. Fino a metà? Fino a metà. L'altra metà la ripiegate così. Certo. Una volta che avete fatto questa operazione, con il coltello andate a fare... Le pappardelle sono leggermente più lunghe delle tagliatelle,
mettete sotto la punta del coltello Ma anche più larghe delle Srotolate. tagliatelle, giusto? O no? e fate la matassa. Eh? È difficile? No, vero? Adesso queste noi facciamo così, guarda. Mi raccomando, non scolatela molto la pasta fresca, perché tende comunque a asciugarsi. Quindi a me piace scolarla così e tenermi l'acqua calda di fianco, che se mi serve ce l'ho a portata di mano. Mettiamo, come promesso, il montasio sopra e buon appetito. Voilà! Grazie.